Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Derivati del 2005 e 2006, transazione tra la Regione e le banche, risolta una controversia ormai decennale. Ieri la Regione ha emesso un comunicato stringato e formale nel quale si informava dell'accordo con le 5 banche con le quali nel 2005 e nel 2006 erano stati stipulati contratti derivati che si erano poi rivelati enormemente svantaggiosi per la Regione. Il tono formale, scritto nella forma tipica delle comunicazioni finanziarie, è verosimilmente parte dell'accordo che, essendo molto conveniente per la Regione, non doveva apparire come una missione di responsabilità dei gruppi bancari. Noi però possiamo permetterci un primo commento. Si tratta di un risultato straordinario perseguito per anni dall'assessore all'economia Gaetano Armao e dal presidente della Regione Nello Musumeci, che meritano sicuramente un plauso speciale. Un accordo che fa risparmiare alle casse regionali cifre da capogiro e comunque un pesante e lungo contenzioso che avrebbe comunque condizionato le capacità di spesa. L'accensione di quei derivati fu un errore enorme fatto dalla classe dirigente di quel tempo che è costato tanto ai siciliani. L'accordo annunciato ieri chiude una brutta pagina della storia della regione siciliana e la chiude nel migliore dei modi possibili. Green Pass, Musumeci, solidarietà alla CGIL, sindacati presidio di democrazia. Il presidente della regione sull'assalto alla sede del sindacato. I sindacati sono presidio di democrazia e difesa dei diritti dei lavoratori, di tutti noi, lo ha affermato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Solidarietà alla CGIL e ferma condanna per quanto accaduto sabato a Roma. Il diritto di manifestare dissenso, continua Musumeci, non deve mai degenerare nella violenza che, di qualunque matrice, non può trovare alcuna tolleranza. Isole minori, la Regione aumenta a 5.000 euro il contributo per le partorienti. Più risorse per le future mamme delle isole minori siciliane. L'assessorato regionale alla salute ha rifinanziato e incrementato il fondo grazie al quale le future mamme delle isole minori siciliane potranno richiedere il bonus per partorire nelle strutture del sistema sanitario regionale. Un contributo che da un massimo di 3.000 euro, come previsto precedentemente, passa adesso a 5.000 euro. La misura rientra in una più ampia azione del governo Musumeci per la tutela e il sostegno degli arcipelaghi siciliani e ha l'obiettivo di assicurare parità di diritti alle donne che vivono nelle isole minori e che per partorire in caso di assenza di un punto nascita nell'isola di residenza sono costrette a trasferirsi e a sostenere costi extra. L'assessore Manlio Messina denuncia un tentativo di corruzione, ma il circo mediatico se ne occupa pochissimo. La tentata corruzione è provata da una chat che l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Manlio Messina di Fratelli d'Italia ha consegnato ai carabinieri in uno con la sua denuncia. I messaggi molto chiari sono arrivati al suo segretario particolare Raul Russo e sono stati pubblicati ieri da Live Sicilia. La proposta di un'artista palermitana, pare figlia di un noto politico ex consigliere comunale di Palermo, sarebbe stata palese, un programma di spettacoli da fare sponsorizzare alla Regione per 500.000 euro, con un ritorno di 50.000 euro che sarebbero stati a disposizione dell'assessore per finanziare Fratelli d'Italia o chiunque lui volesse. L'assessore e il suo segretario particolare hanno respinto con fermezza il tentativo e hanno interrotto il contatto. Non servono molte parole per commentare. L'assessore e il suo segretario particolare sono encomiabili, ma si sono comportati in modo assolutamente normale. Non sono eroi, sono politici onesti come dovrebbero essere tutti e hanno compiuto il loro dovere, ma purtroppo tanti non lo compiono e accettano la tangente o non l'accettano ed è già qualcosa, ma non denunciano. Consentiteci però di sollevare un problema. Dov'è il circo mediatico che ha perseguitato in questi giorni, peraltro a ridosso del voto amministrativo, la Meloni e il suo partito? Come mai di questa vicenda hanno parlato soltanto i media siciliani? La verità è che forse a quel circo mediatico interessano soltanto le inchieste con obiettivo preconfezionato. L'opinione.
Repubblica, vero leader del centro-sinistra siciliano. Il giornale La Nazione Siciliana, nel suo piccolo, ha fin dalla sua nascita chiaramente espresso, senza alcun nascondimento, la sua posizione politica. Siamo sicilianisti, ma con una chiara e dichiarata propensione per il centrodestra e per il suo governo regionale. Siamo di parte e non lo abbiamo mai nascosto, ma avvertiamo che il nostro essere di parte non potrà mai raggiungere le vette dell'essere di parte, per l'esattezza dall'altra parte, della redazione di Palermo del quotidiano La Repubblica, con la differenza che La Repubblica, che ha una inequivoca posizione politica, non è disposta a dichiararlo. Nell'editoriale di ieri il redattore capo della Repubblica di Palermo, Carmelo Lopapa, che ha ormai assunto la guida morale del centrosinistra siciliano dopo la sua proposta di qualche mese fa di convocare gli Stati Generali della Sicilia Democratica, attacca Musumeci e il centrodestra con toni che neanche Salvini nei confronti della Lamorgese. Si parte dal titolo: al governo la furbizia dolosa camuffata da incapacità, e poi un crescendo nel quale il governo regionale viene rappresentato riportando il termine manipolo di incapaci e ancora blocco di potere pronto a tutto. Si arriva persino a sostenere che i vincoli di bilancio sono sistematicamente scardinati da una finanza allegra e clientelare. E ancora c'è del dolo masochista e mortificante per i siciliani nella spericolata gestione della cosa pubblica contro ogni regola e buonsenso da parte dei momentanei inquilini di Palazzo d'Orleans e di Palazzo dei Normanni, fino ad arrivare ai toni sfottenti e volgari del nordismo più sfrenato, affermando che vi sia la presunzione che si possa infrangere ogni regola nella Repubblica Indipendente di Trinacria. Frasi che a voler fare liti in tribunale ci sarebbe lavoro per un anno, ma noi siamo contrari alla linea giudiziaria e forse lo è anche il governo regionale. Ci piacerebbe però, non essendo noi capaci per formazione ed educazione di usare quei toni, che almeno il redattore capo della Repubblica edizione di Palermo ammettesse di dirigere un giornale di parte, schierato a prescindere con il centro-sinistra, e che la linea è quella dello scontro frontale con Musumeci. Pretendere di essere obiettivi e attaccare, potremmo perfino usare il termine insultare, una sola parte politica è scorretto e soprattutto è falso. Forza, ripetete con noi: siamo di parte. Non è difficile, forse riuscireste ad essere addirittura più simpatici. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana a notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.